Buongiorno, ancora una volta sono qui e non vorrei essere qui nella veste del buon samaritano perché non mi compete, però vorrei ricordare innanzitutto e fare dei ringraziamenti in particolare all'operatore che ci sta riprendendo, signor Pirodi, perché ci ha dato una mano, una bella mano, perché la voce di questa associazione potesse arrivare anche al di fuori del nostro paese. Noi siamo ancora una volta qui, questa volta non per fare delle polemiche, ma per ricordare che in 60 giorni che siamo qui abbiamo avuto delle lamentele, non delle lamentele, delle persone che soffrono per questo stato di cose, che vengono trasportati a destra e a sinistra per fare delle pratiche che dovrebbero essere eseguite qui già da lungo tempo. Noi ci adoperiamo per fare il meglio di noi, perché abbiamo dedicato la possibilità del tempo libero, l'abbiamo dedicata ad assistere coloro che non possono e che non ce la fanno a svolgere determinate cose. Io vorrei ricordare ai nostri amministratori che loro sono ad amministrarci a livello locale e a livello anche regionale perché hanno avuto una preferenza, il popolo chiamato a votare ha espresso una preferenza per cercare di mandare in una posizione principale coloro che pensano che sia il migliore. Per cui questo popolo oggi a quelle persone migliori che hanno mandato lì chiedono assistenza, chiedono di vedere nel miglior breve possibile del tempo di finirla questa agonia, perché noi la definiamo un'agonia, perché non pensare alla sanità come uno degli organi principali che ci può assistere, secondo noi è inconcepibile. Io intanto vorrei anche ringraziare, prima che mi passi di mente, le persone che qui ci hanno assistito, perché noi in 60 giorni siamo, essendo cardiopatici, da un momento all'altro non lo sappiamo cosa può succedere. Ci hanno confortato, hanno capito quando erano i momenti difficili, ci hanno assistito con capacità nel momento in cui noi eravamo in difficoltà. Ora noi siamo qui a dire agli amministratori: vedete se una volta mettete da parte le beghe politiche che non raggiungono nessun risultato, lasciatele fare alle persone di basso rango, le persone che sono al comando. Queste cose non debbano fare questa pratica, ma debbano assolutamente manco pensarlo. Noi siamo convinti che se facciamo un passo avanti, o come dicono adesso è meglio fare un passo indietro, bisogna venire in questa corsia, venite in questa corsia a vedere cosa succede. Noi abbiamo visto in 60 giorni cose che non sono indescrivibili. Le lamentele delle persone, le lagnanze non sono per partito preso, sono perché la gente ha bisogno di assistenza. Io vi dico una cosa solamente, poi chiudo. Ricordatevi delle vostre madri, quelle madri anziane che vi hanno partorito con dolore, vi hanno tenuto al petto, vi hanno allevato, vi hanno fatto crescere, e non vorrei che qualcuno se ne dimenticasse, perché il mondo non può tornare indietro, il mondo si deve evolvere ed è giusto che lo faccia, però le persone migliori che sono state mandate al comando devono essere le migliori nel vero senso della parola. E io mi rivolgo agli uomini di buona volontà, da cristiano come sono, e gli dico: uomini di buona volontà, mettetevi una mano sulla coscienza, vedete se possiamo finirla questa agonia, perché così noi la definiamo. Vi salutiamo e vi preghiamo di vedere nel più breve tempo possibile di finirla questa questione, perché questo che abbiamo noi, questa sala emodinamica, è un regalo enorme che ci hanno fatto in questa zona disagiata. Vediamo se finiamo questa storia. Noi vi ringraziamo insieme agli altri, perché noi siamo uomini
di fede e capiamo le difficoltà che ci sono, però non capiamo le divergenze politiche che ci sono, quelle non riusciamo a capirle. Il popolo non le capisce più queste cose, bisogna ricominciare a parlare come dicono i romani, parla come Magni, perché se no non riusciamo a capirci. Vi ringrazio e ringrazio soprattutto quelle persone che ci hanno confortato qui, che ci hanno dato una mano, e soprattutto vogliamo ringraziare e chiedere scusa a quei malati perché ancora non siamo riusciti ad alleviare le loro sofferenze. Le chiediamo scusa, umilmente le chiediamo scusa, vorremmo fare di più, ma molto di più, perché si può fare, basta volere. Grazie.